Allora, com'è andato questo rientro a scuola? Allora, Ah, ti dico, quello che più ho notato è che rientrando tante cose nella mia vita, perché è rientrata il fatto proprio anche solo di andare a scuola. E cioè, ovviamente il tuo corpo e la tua mente si devono riabituare, no? A un certo cosa. Però il fatto che non sia esattamente come prima è come se il mio corpo stia cercando una nuova routine, la mia mente stia cercando una nuova routine per farmi andare bene nella scuola. mm, cioè quindi ricreare qualcosa di nuovo, intendi come routine o... Vabbè, chiaramente è diverso da 6 mesi a questa parte, quindi è Sì, qualcosa a livello di novità anche. sì, sì, ma proprio cioè, nella scuola, il fatto che, vabbè, insomma, non devo più muovermi a scuola, devo Ah, ok. rimanere in classe, ho solo una classe in cui devo andare, devo entrare da un'altra parte, insomma, poi tante cose sono cambiate nel frattempo. Ehm, sì, sto cercando una nuova routine perché una volta era sempre, cioè, piano piano, sai, cioè, tutti credo, si Mhm. crea una routine proprio con degli orari, con delle azioni che fai ogni giorno, se fai qualcosa ogni giorno, che ti fa, non so, passare le cose con meno pesantezza forse. Ho capito. E adesso sto notando che sto cercando qualche appiglio, no? Perché è tutto nuovo, praticamente. Boh, sì, comunque rimanendo in linea con tutti i professori che ho avuto, che sono molto negativi, cioè mi sembra, cioè, trasmettono abbastanza pessimismo in Eh, quest'anno, non so da te. E non so quanto durerà ancora, cioè, ma sarà che i miei pessimismo? professori spingono un po' sto fatto, però, boh, non sono, cioè, ogni giorno mi sembra fragile, capisci? Cioè, ogni giorno potrebbe essere non l'ultimo, però in realtà sì. Ma non ho capito, sono pessimisti per quanto riguarda il coronavirus? Sì, dicono che cioè, siamo in 1700 a scuola, no? Mhm. Quindi è quanto l'intera popolazione di Vo. E se Sì, un sì, non professore, dice se un tanto. alunno, insomma, vabbè, sai com'è, no? Se un alunno viene contagiato, poi non sa bene cosa si fa. Comunque la classe viene isolata, i Mhm. professori, eccetera. Per questo dico che ogni giorno mi sembra abbastanza così fragile. Oh, vedremo. Poi vabbè, sono i primi giorni, quindi è sempre così in Sì, ovvio, realtà, però ovvio. quest'anno particolarmente, insomma. Non so Sì, poi, cioè tu stai facendo 3 ore, vero? sì. Ah. Te? Cioè, io ne sto facendo già 5, no? Ah, Ed è molto diverso già, parti dal fatto che abbiamo 2 ricreazioni, cosa che non avevo mai avuto. Una mhm. ricreazione puoi muoverti, puoi andare in giro e per esempio comprarti a mangiare, andare in cesso, e la seconda ricreazione poi devi stare in classe. No, Poi noi non vabbè, ovviamente, possiamo, tipo non c'è roba da mangiare da noi, da nessuna parte, zero. neanche macchinette. Macchinette o paninaro, non c'è nulla proprio. Non so. Eh, Morirete. Noi abbiamo un'app boh, per il cazzo di paninaro. sì, Sì, ti portano anche le cose in classe, da quel che ho capito. Devo non ancora so. capire un po' la... Ah, infatti, fatta bene. No, noi zero per ora, non so se durante l'anno ci saranno degli update a questa situazione. Cioè Sì, beh, è sicuramente ci saranno, probabile, è probabile. però boh, voi potete togliervi le mascherine quando siete al posto. Sì, così Noi no, sembra. Mai? noi no, mai. Non possiamo Probabilmente è meglio a livello di sicurezza come tenerli. fanno a scuola tu, esatto. Però ti dico è... I professori ce l'hanno sempre, no? Però Mhm, loro lo fanno perché cioè, lui indossa la mascherina per non contagiarci a noi. mhm, Questo però non è... Cioè, noi che non ce l'abbiamo potremmo contagiarlo in realtà. sì. Non lo Sì, so. però
Boh, non so, ti dico che già fare 3 ore con la mascherina sempre addosso è Beh, una boia, rottura di coglioni. immagino. Sì. Ma non uscite proprio mai dalla classe voi? Salvo per andare in bagno? Beh, per ora con 3 ore no, perché non c'è una ricreazione e quindi entri, fai Ma tre 3 ore a ore, esci. oltranza? Farai? No, primi 15 giorni 3 ore, Buono. poi 4 e poi 5. Quindi non so esattamente quando cominceremo con le 5 ore. Mhm. Può essere che magari non iniziamo mai con le 5 ore perché siamo prima a didattica a distanza. Ah, Cioè, non esatto, lo so. quella è una... Non so, veramente. Devo dire che parlare di scuola fa proprio schifo. Cioè Sì. adesso stiamo parlando, mi sta proprio venendo il vomito. Mhm. Parlando un altro po', giusto perché non si può non fare. Cioè anche, vabbè, i telegiornali era normale, però mi sembra che sia l'unica cosa al momento di Vabbè, è cui si parla. ricominciata la scuola, no? C'è il grande titolo. Eh, vabbè, a parte che sì, questo mare di ansia scolastica è incentivato anche dai nostri professori che già si parla di maturità, ovviamente, no? Già si Ovvio, parla di... ovvio. Neanche il primo giorno devi farlo Il primo passare giorno, senza... dal primo Ovvio. giorno. Sì, sì. Sì, sì. E subito a fare un terrorismo, queste Sì, stronzate varie. Cosa che secondo me è veramente inutile al cazzo. sì, c'è troppo hype per la maturità in sé, cioè, Boh, c'è per proprio... carità, C'è un'apprensione nei confronti degli studenti in una maniera assurda nei confronti del... Cioè, per quanto riguarda l'esame. sì, infatti, sì, è vero, lo Cioè, percepisco anch'io. Cioè, più che, secondo me non dovrebbe essere la cosa a cui si dovrebbe pensare di più in quinta. Cioè, la maturità è solo l'esame che devi fare per uscire, sì, basta. infatti, Cioè, infatti. c'è tutta un'altra cosa che può mettere ansia, che mette ansia, che però mi pare che... Non so, per carità, adesso appena iniziata la scuola, non so come si evolverà, però secondo me qualcuno all'interno della scuola potrebbe fare di più per quanto riguarda aiutare quelli in quinta, eccetera. Nella Sì, scelta intendo, vabbè. dei, Sì, per il futuro, del insomma. futuro. Boh, sì, cioè alla fine per quello ci sono le attività di orientamento, però comunque secondo me è sbilanciato tra la paura Esatto. dell'esame e quello che si farà dopo, perché alla fine l'esame, insomma, boh, non lo so, io non l'ho mai fatto, però ehm, no, cioè, non credo sia poi così una cosa infattibile. No, ma secondo me è una cosa che fai. Cioè, la devi fare, Sì. è solo la fine. Piuttosto Sì, sì, capisco sì. la paura di un nuovo inizio, no? Ma della fine è solo la fine, no? Vabbè, allora si può dire della stessa cosa della morte, no? Perché aver paura della morte se è solo la fine? Mm. Cioè, Sì? Sì, sì, ha senso, anzi. pensa che della morte non devi neanche preoccuparti di passarla o no. Mm. Cioè, tutti arrivano lì e basta. Neanche te Però, ne rendi conto, nella maggior parte dei casi. sì, boh, Forse non nella maggior parte. cioè, non lo so. Chiaro, Non sei mai morto. no. Ecco, una cosa che mi sembra, anche da quello che stiamo parlando, è che comunque non si parla molto dello studente, di quello che pensa, di quello che prova lo studente, no? È più Mhm. la scuola, no? È più la scuola che deve andare avanti. Sì, sì. Però realmente senza gli studenti la scuola non serve un cazzo. Boh, cioè lo studente, secondo me, è visto, soprattutto in questo momento, ma secondo me quasi sempre, come, vabbè, lui è lì, tu gli dici cosa deve fare, lui o lo fa, o se no, vabbè, cioè, lo devi punire in un certo senso Mm. con il brutto voto, con questo, con quell'altro. Quindi, anche se, come hai detto te, lo studente in realtà è la parte principale della scuola, non sono sicuramente gli insegnanti o chi per esso. Sì, ma vabbè, in realtà cioè, neanche gli anni scorsi percepivo molto interesse in quello che interessava a noi, cioè, nel nostro Mhm. punto di vista, no? Anche i rappresentanti istituto, cioè, quanto servono effettivamente e quanto Boh, sono solo un'immagine, no? io ti dico poco, per quanto
quanto io abbia avuto esperienza, non credo servano molto alla Cioè, fine. possono realmente cambiare qualcosa? Cioè sì, possono Poco. cambiare qualcosa, però quelle cose che cambiano cioè, non cambia nient'altro, cioè possono metterti... No, in realtà non possono neanche metterti il sapone nei bagni perché non è compito loro, quindi pensa a te. E Ehm, comunque si trova un punto d'incontro sempre con l'istituzione. Non è mai qualcosa, un'idea degli studenti che alla fine viene portata a compimento in totum, insomma. mhm. Sì, sì, sì. Comunque, cambiando leggermente discorso, che poi non lo cambi molto, però siccome siamo rientrati a scuola, ho visto nuovi studenti, no? Per quanto poco li si veda in giro perché non ci muoviamo, però comunque li vedi nuove persone, o comunque vedi persone che non vedevi da 6 mesi, no? Ehm, e, e mi ha fatto pensare, no, al fatto che sono arrivato, cioè siamo in quinta ed è il nostro ultimo anno. Ieri era il nostro ultimo primo giorno di scuola e quindi insomma ti fa pensare alla mia carriera scolastica, almeno a me ha fatto pensare alla mia carriera scolastica. E un rimorso che ho notato di averlo sentito, è il fatto di forse non essermi goduto troppo, soprattutto questi anni di superiori. Cioè, in certi Sì, momenti potevo fare di più, non tanto dal mm, punto di vista scolastico, ma proprio godermelo, la lo permanenza. dici e so che è anche un mio pensiero, perché per carità, cioè, a me è sempre fatto schifo la scuola, almeno negli ultimi 5 anni, negli ultimi 3-4 anni, ancora di più, mi ha fatto sempre schifo, gli sono sempre andato contro e quindi anche un po' per la mia mentalità non me lo sono goduto. Mhm. Però magari tornando indietro effettivamente cercherei di fare uno sforzo in più, no? Sì, Comunque sì, ma sono quegli anni cioè anche senti mia madre e mio padre, no? Classici discorsi da vecchio, mi vengono a dire che gli anni delle superiori sono gli anni migliori, bla bla bla. Per carità, questo allo stesso tempo, non so te, a me mette un po' di pressione, no? ovvio, E ovvio, io non voglio che la mia vita siano quelli gli anni belli e basta, capisci? Cioè, per chiaro. carità, poi c'è una bellezza in quegli anni perché scopri le cose della vita, scopri cose belle. Mhm. E per quello dicono che sono gli anni migliori della vita, però cos'è? Allora esco dalle superiori e poi devo No, no. prendere la mia vita neutra e morirci. Vabbè, ma perché una volta comunque la vita era diversa, no? Cioè, non so i tuoi, ma i miei non Sì, sono gli mai ideali andati sicuramente. all'università, non c'è mai stata questa idea di dopo le superiori cercare una... Cioè, in realtà sì, c'era l'idea di cercare una vita migliore, però comunque era una vita migliore relativamente, cioè, quello che Sì, riesci a fare. molto stereotipata, molto Ovvio. generica. Mhm, mhm. E sicuramente, cioè, adesso, in maniera sincera, ho incontrato molte persone, cioè, ho conosciuto molte persone, anche della mia età, che se gli parli, mi sembra di parlare con i miei, no? Perché loro vogliono la... Vabbè, adesso cioè, sembro veramente che butti merda su queste persone, però è la visione totalmente opposta alla mia, quindi devo dirlo. Vabbè, vogliono la vita sistemata a 25 anni, no? Dopo l'università fai la famiglia, ti trovi il bel lavoro fino a che non vai in pensione e muori. Intanto non sarà mai così la vita di questi, me lo auguro per loro, se è quello che vogliono, però non andrà così. E magari non andrà neanche come voglio che vada io la vita, la mia, no? Mhm. Però preferisco puntare, no? Cercare di puntare più in alto possibile, sognare che mirare a questa vita neutra, questa... Mhm. Più che altro io sono abbastanza sicuro, no, però credo che
in qualunque modo tu voglia vivere la tua vita, fare dei piani per la tua vita è sbagliato in principio. Dire tra tot di tempo faccio questo, faccio quello, secondo me quello è proprio sbagliato. Che poi tu voglia un'altra vita rispetto a quella che voglio io è un conto. Vabbè, sono gusti in un certo senso. Però fare dei piani, secondo me, è solo self-harm, ti fai male da Mhm. solo perché la maggior parte delle volte quei piani non succederanno. Ecco, ti ringrazio perché non mi piaceva il discorso che avevo fatto e hai centrato il punto veramente importante, è quella la questione, no? Cioè il crearsi questi piani ideali che poi ti deludono effettivamente. Cioè, è giusto Ma dov'è? avere dell'ambizione, però non essere sicuri che succeda quel che Mm. vuoi. Vabbè, e da dov'è che eravamo arrivati a questo? Di godersi di più gli anni delle superiori, che avevo Sì, detto. esatto. Sì, Adesso è l'ultimo anno e sento anche che l'ultimo anno, anche tra i miei compagni, insomma, è molto carico emotivamente, anche a livello di ovvio. pressione, ansia. Però è effettivamente l'ultimo anno, cioè noi siamo entrati alle scuole superiori per arrivare qua. Sì, Eh, ovvio, ovvio. E e fa quello che... impressione perché, vabbè, il classico discorso, cioè ormai non ha neanche senso dirlo di come vola il tempo, no? Mhm. A parte tutto questo, ritornando sul fatto che siamo in quinta, secondo me c'è un'atmosfera nell'aria, che tu hai detto che c'è pressione, c'è un'atmosfera nell'aria, almeno in classe mia, che non avevo mai sentito questa atmosfera qui. Forse perché comunque c'è un anno completamente diverso da quello che la storia abbia mai visto. Però l'atmosfera è diversa, c'è un qualcosa che dici, cioè siamo in quinta comunque. Siamo in quinta in quest'anno, poi c'è anche questo, non è banale, no? Sì, non da Una cosa che mi è sottovalutare. stata detta da un professore che è l'anno più difficile per la scuola dopo la guerra, dopo gli anni della guerra, insomma. E anche tutte queste frasi, per carità, sì, fanno pensare, però non fanno altro che mettere angoscia, ansia, e non No, sì, serve realmente, non credo serva, cioè. cioè, sicuramente sarà un anno difficile, non sono qui a dire che non lo sarà. Però, cioè, un anno difficile, magari non nella difficoltà che uno pensa, però, cioè, difficile perché logisticamente sarà difficile come anno. Quello Eh, sicuramente. però comunque vorrei vivermelo al massimo, Boh, sperando. è brutto voler divertirsi l'ultimo No, anno di liceo, non però credo. la vedo dura. Al momento, cioè, vedendo i primi 2 giorni, vabbè. Ecco, una cosa che collegandomi al fatto che hai detto che hai visto persone nuove, vedendo quelli di prima superiore e pensando a come ero io in prima superiore e come vedevo quelli di quinta, cioè mi sembra surreale, cioè ci sono Sì, ragazzini quello che è vero. potrebbero avere la mia età, o forse io potrei avere la loro età. E, no, ma mi ricordo che guardavo quelli di quinta e mi sembravano adulti. Però secondo me E non te ne accorgi, ma la visione è la stessa. mai. Sì, Non... ovvio, ovvio, ma no, cioè non te ne accorgi No, ovviamente. E infatti, per loro sì, è lo stesso. la visione è sempre quella. Ma Come poi mi guardare ricordo quelli delle medie, la visione è quella. Mhm. Come, insomma, poi Sì, mi ricordo queste che relazioni notavo succedono. che notavo la stessa cosa alle medie. Io ero in prima media, in terza media vedevo quelli di terza media che sembravano grandi, poi sono arrivato in terza media e mi sentivo un bambino ancora. Sono cambiate gli sguardi nei corridoi, no? Mi ricordo che quando magari ero più piccolo, giravo per i corridoi, vedevi quelli più grandi, allora magari non dico che abbassavi lo sguardo, ma comunque non eri il più grande, non eri quello Mhm, là più ovvio. importante della scuola, tra virgolette. Adesso, cioè, sei in quinta, cioè, quasi inconsciamente ti senti più No, self-confidence, senza no? inconsciamente comunque lo Ah, senti, sì, esatto. sei... Vedi come anche ti guardano gli altri, dici, sì, Sì, infatti. non sono cattivo in realtà. Sì, sì, infatti. Però allo stesso tempo, insomma, si può sfruttare.
Sicuramente. No, in realtà che poi quest'anno neanche troppo, perché non ci sarà, Si cioè usa almeno per in cosa questo lo momento, sfruttavi? Tipo per bullizzare i bambini e rubargli la merenda, dici? perché no? Sì? No, però insomma, ehm, comunque, cioè io non so come sarà a scuola mia, perché adesso è comunque, cioè, prescuola, cioè non so come saranno le interazioni dentro l'edificio scolastico, cioè quando pioverà ad esempio dovremmo stare in classe. Non Boia. potremmo neanche Ah, andare giusto, per i perché comunque corridoi. uscite, vero? Andate in cortile? Sì, In, per la ricreazione sì, dovremmo andare in cortile, però boh, cioè, è comunque tutto un mistero quello che verrà. Ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Anche solo si parla con un professore nuovo e lui ti presenta una nuova prospettiva su quello che è successo e su quello che succederà. No? E ti è successo a te questa cosa? Boh, per ora ho Un avuto professore? 4 professori e ogni professore ha non dico un'idea diversa, però ci ha parlato di quello che è successo e di quello che succederà in maniera diversa, ovvio, no? Più che altro, secondo me, ancora di più quest'anno si vedrà la parte più umana dei professori. Ma di questo Spero, non ne sono certo. Di questo non spero lo io. so. Spero che Sì, siano più. beh, Però già su alcuni discorsi che ho sentito, cioè no, credo che un po' però. questa umanità sia difficile da vedere anche perché appunto tutta questa logistica è molto serrata, è molto, cioè questo seguire il programma, i ritmi sono diversi, non Mhm, so, ne verrà un po' a mancare. Cioè, non che io abbia mai avuto grandi rapporti umani con i miei professori, anzi, mhm. è una cosa che, ecco, non so se un giorno cambierà mai la scuola, insomma, italiana, nel senso di proprio cose insegnate, eccetera. Però secondo me servirebbe più umanità da parte dei professori. E per carità sono le figure che devono insegnarti le cose, però devono anche educarti, no? Mhm, sì. E, non dico educarti, un certo tipo di educazione, diciamo, no? Sì, un'educazione alla Di vita. pensiero. Secondo te? E qui è una predizione completamente basata sul nulla. Però, cioè, quest'anno, come si strutturerà? Cioè, ci sarà un'altra parte di didattica a distanza? Si ritornerà mai a scuola senza mascherine, senza pensarci più? Si andrà avanti così fino alla fine e poi, vabbè, si farà l'esame e basta, è finita lì? Cioè, non lo so, io non ho una visione. Appunto, dipende molto dal fatto che se viene trovato qualcuno di positivo si blocca una classe, Infatti, in presenza. E vedendo i numeri e sentendo le voci dei miei professori è facile, o comunque e anche, cioè adesso statisticamente, banalmente, cioè statisticamente su parla pure. 1700 è facile che uno si. Sì, sì, quello appunto. Poi vedo comunque com'è la situazione nella mia scuola e non mancano gli assembramenti, eh. Per No, carità, no, tutti no, hanno no, la infatti, mascherina, tutti hanno la mascherina, per carità. vero. Però per entrare, per uscire da scuola, a ricreazione, gli alunni si incontrano. Ovvio. E E- non può non essere così in realtà. Oppure come li blocchi tutti in classe e allora li Sì. vedi Però a quel solo i punto tuoi compagni. lì è molto prigionia di gruppo. Sì, Cioè beh, se, cioè, se già lo è adesso, pensa in quelle mhm. condizioni. Già Cioè lo noi era adesso prima. facciamo una. Esatto, beh, esatto, senza dubbio. Noi a ricreazione facciamo un giro, sembra l'ora d'aria dei carcerati, ok, usciamo e entriamo da un'altra parte. Ah, ma Così. ci avete proprio il percorso segnato? No, in realtà puoi anche fermarti, però Sì. dato che siamo delle capre e quindi segui il movimento, ok? Mhm. Vedi, se uno va avanti, tutta la mandria va avanti. Chiaro, Così è. chiaro. Sì, io immagino solo quelle giornate invernali di pioggia proprio scure in cui alle 11:30 di pomeriggio c'è proprio l'ombra in giro Mhm. e tu sei In obbligato a stare in classe, classe con la mascherina, ad aprire le 5 finestre ore con il magari. freddo. Lì sarà dura.
lì sarà dura e spero che capiscano che uno non può, cioè non può essere al 100% su una situazione del genere. Ecco, allo stesso tempo però, allora abbiamo buttato abbastanza merda sulla scuola. Una cosa che però è da dire, anche sulla mia scuola, è che è una delle tipo 6 scuole, uniche 6 scuole che riapre in maniera totale, insomma, cioè non c'è nessuno che fa didattica a distanza e sono tutti a scuola. E se vogliamo parlare da un punto di vista educativo, dal punto di vista di una mamma, è una cosa positiva, no? Siamo fortunati a poter andare a scuola pensando anche a tutti gli ultimi 3 mesi di scuola dell'anno scorso dove non siamo andati. Mhm. Poi però quello che si prova a essere là è un'altra roba. Sì, più che altro, no, è vero, c'è da fare comunque i complimenti a quello che hanno fatto per farle riaprire, perché comunque, insomma, più che altro non vedo altre soluzioni. È una prigione in questo momento, sì, però qual è cioè, l'unica altra soluzione secondo me è la didattica a distanza, che però comunque ci sono, cioè, opinioni contrastanti su questa. Beh, ha Anche evidenti solo, problemi la didattica a distanza ed è fondata tutto sul fatto che è a distanza. beh, E i chiaro. problemi sono del tipo che impari poco, durante le verifiche fai quello che vuoi, durante le lezioni fai quello che vuoi e dal punto di vista educativo non è la scelta migliore. Per questo secondo me comunque andare a scuola da un punto di vista educativo è la cosa migliore. Poi Mhm. dal punto di vista sanitario i Sì, giorni lo in diranno. realtà poi, vabbè, pensando a quello che è stata la didattica a distanza, ci ho pensato e su quello che hai detto, no, da un punto di vista educativo è meglio andare a scuola. Non lo saprei, no, perché io sono sempre stato un avvocato del fatto che gli studenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere cosa e quando studiare una determinata, cioè studiare. Ehm, però in un certo senso sulla didattica a distanza ce l'hai questa possibilità, no? Cioè, se non vuoi seguire durante la didattica a distanza è facile non seguire. Se vuoi copiare su una verifica nella didattica a distanza è facile. Se non ti interessa è facile non starci dietro. Eh, Mhm. però allo stesso tempo è difficile starci dietro. Cioè non è facilitato il fatto, cioè se uno vuole starci dietro, secondo me comunque rimane difficile in una didattica a distanza stare dietro sì, alla scuola. Perché Sì, io secondo comunque me... partivo da un punto di vista di genitore magari che vuole che il figlio impari. Poi ovvio Mhm. che Sì, anch'io sì. non ho nessun interesse in certe materie e quindi fregarmene è una cosa positiva a mio avviso. Mhm. Però magari per mia madre no. Ovvio. Sì, però in questo momento mia madre è fuori dall'immagine. Eh, Della scuola. lo spero. No, cioè, vorrei avere libertà su quello che Ah beh, riguarda la sì. scuola. Mhm. Sì, poi sì, E non solo. non so, ce l'hai effettivamente, però comunque secondo me ai tuoi interessa, no? Un Sì, ovvio, minimo. ovvio, ovvio. Sì, sì, ovvio. Questo non c'è da discutere. Abbiamo parlato di scuola e non è così interessante. Boh, parlare di scuola è uno di quegli argomenti che, non so, Del mi dà... cazzo. Sì, 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 sì. Proprio Però scuola... cioè, io ci ho anche pensato, cioè, mi sono anche messo, ho detto vabbè, prepariamo qualcosa, no? Ci ripensiamo a qualcosa e la realtà è che non si può non parlare di questo schifo. Boh, in questo momento Deve non essere puoi non così. parlare di scuola. In questo momento Ecco, non puoi allora, non parlare di sai qual è scuola. il discorso? Una cosa che ho notato è che se... Allora, una cosa che vedo molto in me, ma magari in generale anche negli adolescenti, no? È questa fretta di vivere. Cioè io ce l'ho molto, sono molto, sono pieno di energia, no? Voglio fare un sacco di cose, eccetera. Con l'arrivo della scuola a me sembra che il tempo si rallenti, la scuola prenda tutti i tuoi pensieri, Ovvio, fa proprio li così. metta via
e l'unico pensiero è la scuola, tutto quello che ne concerne, perché scuola, vabbè, compagni, robe, però sempre scuola è. Sì, più che altro... E mi sa, non so se la vedo come cosa positiva. Mhm. Proprio come hai Non detto, può secondo essere. me rallenta il tempo perché alla fine sono 2 giorni che andiamo a scuola e a parte quello è successo, cioè si parla di poco altro, è successo poco altro, non lo Ma so, anche i miei pensieri, cioè la mia testa era tutto incentrata su questo, cioè, o è vero. quasi. Mhm, mhm, mhm. Più che altro come hai detto te è proprio soul sucking, cioè ti toglie tutto quello che per un certo senso avevi prima, durante l'estate, tutta la libertà che avevi prima, te la toglie perché se vuoi fare qualcosa c'è sempre la variabile scuola, che Mm. prima non c'era, è da sei Ecco, mesi secondo che me non c'è. questa è tipo la cosa più sbagliata della scuola, che diventa l'unico tuo pensiero e non è la cosa giusta per la mia educazione, per la mia crescita. Mhm. Devo pensare solo alle materie accademiche, eccetera. Cioè, è molto riduttivo. Cioè, personalmente, vabbè, immagino il 90% degli studenti del mondo mi sento un po' messo in una scatoletta per essere, per fare il bravo e poi andare a casa, pensare solo a quello, fare i compiti, la mattina risvegliarsi e Eh essere di sì, nuovo là. per 5 ore tu sei lì, non dico, Controllato. sì, controllato da qualcun altro. Ma mi ricordo E non lo che so. ne avevamo già parlato di come la scuola sia un metodo Sì, di un metodo controllo di delle controllo. masse incredibile, perché effettivamente se tutti quelli che sono a scuola fossero riversati nelle strade, Sì, e si è notato. non andrebbe bene. E Mhm. si è E sì, notato? sì, più che altro si nota ogni estate. Però vabbè. A proposito di estate, comunque, partendo dal fatto che secondo me ogni estate, soprattutto in questi, cioè l'estate della scuola superiore, ti cambiano, no? Cioè, c'hai presente l'estate di questa, tra questo anno e quell'altro, cioè ce l'hai presente, è proprio Mhm. un momento che ti rimane e ti cambia. E quindi ritornando a scuola, i primi giorni di scuola è sempre guardare le altre persone, soprattutto le persone che c'hai in classe e soprattutto se non le vedi da un bel po' di tempo, e io mi diverto a cercare di capire cosa è cambiato in ogni persona e perché, no? E quindi, boh, non so, divertente. Sì, perché sei Perché uno sono... psicopatico. sì, infatti stavo per dirlo. Uno Ma anche perfetto. persone che comunque magari hai visto durante questi mesi. Sì, Il sì, renderti ovvio. conto che dopo 5 anni siete ancora là e pensare quanto si è cambiati entrambi, quanto è cambiato il rapporto, insomma, il legame, Eh, fa impressione. Quella è una delle cose che più mi segna il tempo, i rapporti con le persone che vedo cambiare. è vero, è vero, è vero, Eh, è vero. E emblematico. più che altro se c'hai la possibilità, e come a scuola, cioè alla fine a scuola se stai, cioè se alla fine sei sempre con i tuoi compagni di classe e per 5 anni, 5 ore al giorno, rimanere sempre con le stesse persone, vedi proprio come le persone cambiano, come veramente il vostro rapporto cambiano, Mhm. siccome cambiate entrambi. E quindi magari rivedere certe foto, certi video, certe cose di, non so, prima superiore, di pensare a certi momenti di certi anni, certe ore, non so, di qualche materia che ti ricordi perfettamente perché è successo qualcosa, non so, cioè, è comunque un buon testimone del tempo che passa. Mm.